Bella raga, ciao a tutti, recomendo una lezione, entriamo su GP4. Siamo a Silverstones e la tappa è importante. 39 punti per Ayrton Senna, 38 punti per Nigel Mansell, 36 punti per il Rick Patrese. Però la pole position è di Ayrton Senna, Riccardo Patrese secondo, Gerhard Berger terzo, quarto il piccolo Alain a 26 punti in ripresa, poi Nigel Mansell, Alesi e via via nessuno. Buono raga, vediamo le condizioni meteo. Le condizioni meteo, porca puttana. Questa non ci voleva, ma Silverstone ci sta. Quindi, so cazzi. Raga, siamo a Silverstone con l'umido. Dai, fiori. Go, go, go. Very quickly, very quickly. Sono un bambino very quickly. Una partenza di merda dalla pole. Dai che Ayrton è il mago della pioggia. Speriamo di avere più problemi di affidabilità come Magni Curdi Nevera. Perché Magni Cura Nevera rotto i coglioni. Incredibile comunque una stagione di Patrese, signori. Mamma che pioggia. Comunque purtroppo sta mod è bella, ma il bug dell'audio, se c'è altri bug vado senza audio perché non ho coglioni di avviare sempre il Games a ogni gara, con tutto il rispetto per i Games. Signore, interviene Silverstone. Ayrton vuole fare subito il sorpassone in una curva che in qualifica ha avuto qualche problemino. Però raga, se non ci sono problemi di affidabilità e se il Come non sbaglia ho una macchina da vittoria, vedete. Comunque Ayrton ha già annunciato il ritiro a Imola 94. Vuole fare le 3 gare per chiudere in Brasile, ma ci sarà il ritiro di Ayrton. Già annunciato con anni di anticipo, perché vuole godersi la vita. Perché questo è il nostro Ayrton, sempre vivo nei nostri cuori. Ok, pioggia, c'è una pioggia leggera qui a Silver. Primo giro andato. Boom. Primo Patrese a 1,7. Prendiamo veramente da Dio. E Silverstone che non è una gara iper favorevole, con la pioggia ancora meno, però sappiamo che The Magic può far quel che vuole, The Magic. Sta volando The Magic. Bisogna vincere, siamo solo un punto di vantaggio su Nigel. A 1,3 comunque non stiamo dominando, è tutt'altro. Williams macchine veramente veloci qui nella season 91. Dopo Magni Cool potevamo tranquillamente portare a casa tanti e tanti punticini irridati, ma il motore ha fatto crack. Oh boom. Tappone importante. New fastest lap of the race goes on the caption. The caption. They're really just chipping away at this fastest. Yellow flag, yellow flag. Non è Patrese, yellow flag, ma sicuramente non è il pat. Lungo, 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 lungo. Attenzione, brutto lungo di Ayrton. E perdiamo le 2 posizioni sulle Williams, non ho parole. Errore del campione. Incredibile, incredibile. Non è da Ayrton sbagliare così. Blundell. Incidente per il dottor Blundell. Però il passo per tornare davanti. Madonna, Dio santissimo. Attenzione. In questo momento non sono più primo nel mondiale.
E Mansell non frenare. In testa alla corsa, Patrese. Morbidelli, Evi. Morbidelli, iBox, guadagni 102 posizioni. No, 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 no. Non ci voleva la pioggia comunque. Guarda come diluvia qua. Piove fortissimo qui a Silver, qui a Gold, a Goldstone. Che Patrese con questa è una stagione, raga. Meno male che stanno levando punti le Williams. Però Patrese a ritmo, eh. Non me l'aspettavo sto ritmo di Pat. Qua c'è il sole ma piove comunque. E Patrese purtroppo se ne sta andando. Incredibile ma falso. Pat ruba punti a Mans ruba punti a Pat. Questa è un po' la legge. Mamma mia. Ecco GP4 è il classico gioco che parlare e giocare proprio ti fa dire le castronerie più scandalose. Attenzione, però siamo molto vicini. Sta volando adesso Magic sotto il diluvio silverstoniano. Attenzione. Grande sorpasso. Torniamo in testa nonostante l'errorino. Ti prego macchina, tieni duro, ti prego. Ti prego dolcetto. Vola Cuba, vola. Questo dai, lasciami passare a strunzione. E non fastest amici, viale, ma non mi fa passare la mina. Perché siamo amici. Senna ha una stima per il patron Minardi. Two laps remaining. Guarda come piove ragazzi, Silverstone, gara sempre durissima. Abbiamo 1 secondo e 9 di vantaggio, gara tiratissima. Questa è la curva forse più complicata, eccola qua, mamma mia. Non ho coraggio di prendere tutte in pieno con la pioggia. Ho fatto una grande qualifica e non me l'aspettavo. In gara, nonostante l'errore, siamo in first position. Ma mi sento il Pat veramente vicino. Sento il Pat a un passo. Final lap, inizia l'attesissimo final lap, yellow flag, yellow flag. Non piove più qua. Nelson Piquet perde l'acqua. Perde l'acqua Nelson. Rush. And he just wants to get it round comfortably to the finish. But great driver, showing tremendous spirit in the middle of the race. 1-5 sul Pat. Totally un-overawed, and that really was tremendous racing. Dopo abbiamo la Germania e l'Ungheria. Tappe fondamentali e di solito anche favorevoli. Però non dipende solo da me ma anche dalla fedeltà di una McLaren che non è iperaffidabile. Pochi metri separano Ayrton da un altro successo.
Attenzione, Mansell è secondo adesso, attenzione. Non molla la Williams, tanto la yellow flag di Nelson. Incredibile. Mansell supera Patrese e si piglia comunque punti importanti. Siamo là. Bruttissima sta curva. Teniamo dietro Nigel, però lo teniamo dietro, signori. Ayrton va a vincere il Gran Premio di Goldstone. E si gode, e si gode. Yes! Ancora Ayrton. Pole e vittoria. Proprio setup scandaloso. Hockenheim, pole di Massa, secondo Patrese, noi solo 8 ottavi. Non ho mai trovato la quadra, speriamo ben per la gara. Vediamo il meteo, speriamo non piova. Non c'è la pioggia per la gara odierna. Vai raga, proviamoci. Non sarà facile, ma dobbiamo almeno provarci in una gara dove veramente in rettilineo siamo lentissimi. Ma la gara è un'altra cosa. Go, go, go. Brilliant start. Attenzione, mamma mia! Yes, tremendous stuff. He good, brave stuff. You see, he was right on the limit of the braking. The car got a little bit of a twitch, but he was all right. He got it gone down. You see debris in the background, flying around. There's been an Incidente alla prima curva. Ritiro per Ayrton. Colpo di fortuna, vince Berger, Mansell solo secondo, che però va in testa, e Patrese addirittura quinto. Piccola soddisfazione. Raga, grande pole, stradominante in Ungheria, gara iper favorevole dopo l'incidente pauroso di Hockenheim. Andiamo assolutamente a vincere. Mansell 50, Senna 49, Patrese 44. Non è prevista pioggia, godo. Vai raga, qua bisogna vincere una gara iper mega favorevolissima. Perché Mansell è davanti in questo istante. Ti prego macchina, non mi tradire. Ti prego Ayrton, non mi tradire. Partenza sempre un po' così. Stiamo attenti, non possiamo permetterci errori. Yes, tremendous stuff. He good, brave stuff. You see, he was right on the limit of the braking. The car got a little bit of a twitch, but he was all right. He got it gone down. He's all right. Debris in the background, flying around. Vola Ayrton, vola. Ungheria, ripeto, è un bottino come indiano. Solo che Nigel non molla, molto costante Nigel, il leone inglese. Prost più in difficoltà dopo tanti anni di duelli, ci sta la Ferrari che comunque è un po' un camion. Speriamo in Patrese, a questo punto spero nella seconda piazza del Pat. Well, apparently, Murray, what happened was that off the line was in first gear and got a lot of wheel spin. Go, Kumego. New fastest lap of the race goes on the caption. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. He's a bomb. Godo. Perché ricordiamoci, in testa alla corsa Michael Schumacher, al 13° posto Michael Hakkinen, al 99° posto Dave Coulthard. Siamo già a 4-1 ragazzi. In Ungheria, se non ci sono problemi o errori macro cumendiani, è vittoria. Però su GP4 nulla è scontato. Mamma mia, scodatissima qua. Perché ricordiamoci, in testa la corsa.
No, 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 no. Boom. New fastest lap of the race goes on the caption. The caption. And they're really just chipping away at this Chipping fastest away. lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Che mondiale, tiratissimo anche questo, Fiori. Non riesco a portare il mondiale dei record, tutte vittorie, mi piacerebbe almeno una volta. È vero che è più noioso, però è molto noioso, però possiamo, anche se per una volta andiamo di history. Come pittura Ayrton, però. Sei e 4 di vantaggio a livello di classe, senza problemi tecnici o danni o ritiri. Sì, ciao, o errori. E vittoria sicura. Però c'è l'imponderabile nella F1. Tensione atrocissima. Dai raga, dai raga. C'è una tensione mostruosa. Un attimo solo, raga. Scusate, ma un piccolo problemino tecnico. Manca ancora tanto, però, Fiori, manca ancora troppo. Yellow flag, ma non è mouse. Yellow, ma non è flag. Sì, yellow, ma non è flag. Yellow, ma non è una... Ma non se ne penso neanche Rick. Qualcuno sarà. Bertels. Nove secondi. In Ungheria è fantasella. In questi flashback come indiani che ci porteranno alla season 91 e 92. Poi si tornerà. Sì, oddio. Poi torniamo con classe ed agonia alla 2010. Ti va capelli per capire anche la scelta come indiana del 2010. Poi quando finiamo fino al 97 e poi dobbiamo fare anche dall'82 all'87. Là invece sarà una retro e due normali, perché comunque queste stagioni là si vi piacciono, ma non sono solo iconiche come queste. Attenzione. Boom. Boom boom. 6 laps. Three laps remaining. C'è una tensione senza un senso logico. Aiuto. Dai Ayrton, vola e vola, vola Ayrton.
Peccato veramente quel ritiro dopo proprio la prima curva Hockenheim, mamma mia, incidente incredibile. Purtroppo capita. Morbidelli ai box, guadagni 200 posizioni. Vai ragazzi, vai. Ciulaps, 10 fottutissimi secondi su Nigel. Mansell è molto più costante, noi vinciamo di più, molto di più, ma Nigel arriva sempre. E questo è un problema per un pazzo come Ayrton. Che per lui la gara è la gara, deve vincere tutte, non fa calcoli Ayrton. Yellow flag ma non è Nigel, yellow ma non è Nigel. Il momento Alain non pervenuto. No, ho detto che il prossimo anno Alain va di anno sabbaticus perché vuole prepararsi al meglio per la Williams. Fuori Prost, addirittura, eccolo qua Alain, ruota allentata per il piccolo Alain. He doesn't want to be rushed, he's not going to rush, he's got plenty of hands, and he just wants to get it down comfortably to the finish. Ti prego lasciami il passo, mamma mia, guarda che due maroni. Totally un-overawed. Moreno ai box, Moreno ai box. So, in the end, a fairly straightforward win. It looks like mancano pochi chilometri. And wonderful drive, but a pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end. Yes, almost up to the last C'è una corner tensione now. senza un senso logico. Yellow flag non è Mansell. Io ci provo ragazzi. Ayrton penultima curva. E Ayrton ne vince un'altra. Però torna leader, ma è sempre dura perché Mansell è comunque in second place. Ayrton vince, Ayrton. Yes! Over the line to win the Qualifica sotto il diluvio ed è pole ancora per Ayrton. Secondo Patrese, terzo Mansell, quarto Berger. Sto pompando, raga. Non c'è pioggia in gara, per fortuna, qui in Belgio. Ultima gara per oggi. Se non sbaglio, questo, raga, è il debutto di Michael Schumacher in F1. Eccola qua. C'è il debutto di questo giovane tedesco. Dal futuro incredibile secondo i più. Vedremo. No, mamma mia. Mi ha graziato qua il gioco, l'ho sfiorata, speriamo bene. Yes, tremendous stuff. He good, brave stuff. You see, he was right on the limit of the braking. The car got a little bit of a twitch, but he was all right. E chi è secondo? Ovviamente Nigel. Allora, tutte gare favorevoli, queste da sfruttarle con una macchina così. Però ecco qua faccio un po' fatica, sempre sui rettilini. Attenzione, madonna Mansell! Cosa ha fatto Nigel qua ragazzi? Show di Mansell. Scodata.
Ayrton contro Nigel, Regno Unito contro Brezzi. C'è una tensione, onestamente, senza un senso logique. Well, down in the pit lane, the man who's got the story for us, Grand Prix driver Jonathan Palmer. What is it, Jonathan? Well, apparently, Murray, what happened was that off the line was in first gear and got a lot of wheel spin. È vicinissimo Mansell a un decimo. Nell'inferno delle Ardenne. E si go. Ayrton ha bisogno anche di questa vittoria perché vuole vincere il mondiale. Lo pretende, lo esige. New fastest lap of the race goes on the caption. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. C'è una tensione spaventosa. 8 decimi per Ayrton. E vola come. No! Scodatissima. Mansell di nuovo vicinissimo, mamma mia. Salvata per miracolo. Yellow flag ma non è Nigel. Yellow ma non è Nigel. Patrese l'ultima gara non è andato a punti, quindi è un po' indietro rispetto al britannico e brasiliano. Solo un testacoda, nulla di grave in questa yellow flag. Ma Nigel non molla. Allora, la Mansell è vicinissimo. È veloce Nigel. Piccola sbavatura del Brasileros. Mancano 2 laps remaining. Patrese fastest del papp. And they're really just chipping away at this fastest lap. There's nobody going quicker by leaps and bounds. Vola Patrese. Dai Patrese, supera Nigel, grazie. Sta spingendo come un forsennato. Il campioncino brasiliano. Sei decimi nel sector 1 e sector giù perdo molto, nel sector 3 o meglio. Comunque una qualificazione veramente stellare, un secondo a Mansell in condizioni di pioggia estrema. Comunque stiamo registrando con la vittoria di Nando Norris, in realtà complimenti a Lando e soprattutto forza a Carlo Vanzini, veramente una notizia veramente orribile. Siamo con te, Carlo. Vogliamo un fucsia in tutti i settori. Punto. Sento vicinissimo, Madonna Mansell è attaccato. Inizia l'ultimo giro con un Ayrton che deve spingere, mamma mia che rischio, che rischio.
No, la perde. Madonna, qua stiamo. È l'ultimo giro, sarà da panic. No panic, Kuben, no panic. Now, this is the start of the last lap. The 1 lap to 4 go, decimi, è signal. vicinissimo Mansell. Mamma mia che mondiale. Because he doesn't want to be rushed. He's not in a rush. He's got plenty of hands. And he just wants to get it round comfortably to the finish. But Che great sofferenza, time, ragazzi. showing tremendous spirit in the middle of the race. Totally overawed. And that really was tremendous racing. So, in the end, a fairly straightforward win. It looks like as he just comes around to complete the lap. And wonderful drive, but a pretty boring second half of the race. It all got pretty processional towards the end. Come che induro. Yes, almost up to the last corner now. Sento Nigel, lo sento vicinissimo. Mamma mia. Yellow flag. Yellow fottutissimo flag. Guglielmini ruota allentata. Ultima chicane. Mamma mia, ultima curva. E Senna vince anche questa 3 su 4 oggi. 3 su 4, quello 0 però. Fa male. Yes! Line to win Yes! the Grand Prix. Raga, andiamo a vedere la classifica. Senna 69, Mal 62, Patrese staccatissimo adesso a 46, Berger 40, Prost 35 e poi via tutti gli altri. Stiamo andando bene, ma abbiamo una differenza di pochi punti perché Mansell non sbaglia un colpo. Però c'è il sorpasso della McLaren sulla Williams nel campionato costruttori 109-108, poi il nulla. Cioè con 6 vittorie contro le 1 di Mansell, ne ha vinte più Patrese, siamo a pochi, a solo 7 punti di vantaggio. Troppi ritiri, 3 ritiri se non erro in 11 gare, non sono pochi, però che cazzo. Cioè, incredibile, 6-1, ma siamo là. Pazzesco. McLaren 7 vittorie contro 3, una del Ferrari, perché comunque anche Prost ha vinto. Nelle pole invece c'è più equilibrio, con Senna 5, Nigel 3. E siamo a pari punti, a pari diciamo pole. In questa stagione, per il momento, raga, un saluto del Comune Veneziano. Voglio il terzo titolo con Ayrton. Ciao!